Io vorrei avvicinarmi alle ville palladiane cercando di ragionare su come ha fatto i suoi progetti per le ville, il Palladio. Come lui ha fatto quelle meravigliosi edifici. Che pensieri, che considerazioni, che ricerche stanno dietro questi famosissimi edifici. E Palladio, se noi cerchiamo di capire lui, i suoi edifici, i suoi pensieri, ci aiuta moltissimo. Non so se ho adeguatamente potuto sfruttare quello che lui ci offre, però è indubbio che ci racconta molte cose. E volendo conoscere come faceva le ville, abbiamo i suoi schizzi. Qui abbastanza ingrandito vediamo una prima idea per la Villa Pojana e abbiamo anche i 4 libri dove dedica una scheda, diciamo, a molti delle sue opere e in più fa un'introduzione su il modo sintetico, brillante come sintesi, in cui mette insieme tutti gli elementi, tutte le considerazioni chiavi per capire la villa come tipologia architettonica e anche per capire il suo approccio alla progettazione di ville. Allora, guardiamo un pochettino indietro. La villa riscoperta. Ho detto che per secoli si è discusso cos'è veramente una villa, perché ci sono tipologie diverse di ville. Anche nel mondo romano c'è la villa che è soprattutto per la produzione agricola, di cui parla Vitruvio. E c'è un bel passo di Marco Varrone, scrittore su agricoltura, ma anche un grande storico, esperto della filologia latina. E lui, in una sua opera, racconta che un giorno andava al parco pubblico a Roma, la villa pubblica, era chiamato così, che vediamo su una moneta antica romana. E con i suoi amici si sedeva e hanno discusso, ma cos'è veramente una villa? E probabilmente il Palladio aveva anche letto questo passo. La villa come edificio nel mondo post-antico è qualcosa che appare veramente con il suo nome nel 400. Casa suburbana a Firenze dove vanno i giovani del Decameron di Boccaccio, però già sono in una specie di villa che non è un palazzo di città, non è un palazzo di campagna, è quello che dopo si chiamerebbe una villa suburbana, e lì con la pandemia passano il tempo raccontando tutti i racconti del Decameron. Il personaggio che scopre, riscopre, definisce la villa è Leon Battista Alberti, più grandi scrittori sull'architettura del Rinascimento, e si potrebbe anche sostenere, non so se è veramente così o no, sostenere che il più grande pensatore nella materia di architettura di tutti i tempi. In ogni caso, lui ha, attraverso i suoi lettori, attraverso
i suoi sopralluoghi, ha capito che c'era la villa nei tempi antichi che aveva funzioni particolari, che era un edificio diverso dal palazzo di città perché l'architetto che pianifica una villa ha un sito aperto, non ci sono strade, non ci sono vicini che rinchiudono il sito dell'edificio a una piena libertà. Quindi la villa ha un sito aperto e anche è un edificio che ha dei connotati culturali. Si fanno cose nella villa che non si farebbe o non si farebbe con tanta facilità nel palazzo di città. Le ville esistono numerosi nel 400. Conosciamo il gruppo dei villi della famiglia Medici come Careggi e altri. E poi c'è una villa più intima che anticipa molto le ville suburbane del 500, cioè la villa Medici a Fiesole, con una planimetria, con una loggia e con un'offerta di ambienti abbastanza personali, familiari, privato. Non è un edificio molto pubblico dove arriverebbero molta gente, come a Palazzo Medici nel Cortile e nell'Androne, anche fuori del portone, anche collegato sul sito con terrazze, con dei giardini. Alla fine del 400, attorno a 1480, un grandissimo personaggio politico, un grandissimo intellettuale anche, Lorenzo de' Medici, insieme con il suo architetto, grande architetto, Giuliano Sangallo, lavorano, sembra, insieme per progettare una villa di tipo diverso, che è molto più vicino all'architettura degli antichi ed è anche un luogo per ospitare intellettuali vicino, fare discussioni, ragionamenti, passeggiare sulla bella terrazza a livello elevato. Da qui, dalla parte, nelle nostre immagini, da destra ancora si può vedere Firenze e la cupola di Santa Maria del Fiore. A destra vediamo la pianta regolare disegnato da Giuliano de Sangallo nel suo piccolo taccuino conservato a Siena, con un ambiente grande, un cuore della casa, per usare la frase di Alberti, che è con un volto a botti, e poi ambienti più piccoli, ovviamente potrebbe diventare degli appartamenti di personaggi importanti della famiglia o dei grandi amici di Lorenzo, e con ambienti di diversi grandezze allora per soddisfare diverse funzioni. L'antico ci entra non solo nella simmetria, nella regolarità, ma nel fatto che la loggia è indicata da un timpano e un fronte di tempio antico, e poi, come le ville antiche molto spesso, c'è un livello sotto che regge il piano di abitazioni della villa, e qua offre questa bella terrazza tutto attorno. Quindi una villa all'antica. Non sappiamo se Palladio sapesse di questa villa. Io immagino di sì, perché il suo
su guida nei primi anni della sua attività, la persona che ha dato a Palladio una specie di educazione di tipo, diciamo, universitario, era vicino al figlio di Lorenzo de' Medici, Papa Leone X, che in un'occasione ha visitato, mentre era Papa, visitato la villa. E forse possiamo immaginare che Trizano almeno ha parlato a Palladio di questa meravigliosa villa. Allora, il primo elemento nella considerazione delle ville e la progettazione delle ville per Palladio era di sapere tutto il possibile sulle ville, su il ruolo delle ville, le funzioni delle ville, attraverso la lettura, attraverso l'osservare le case di campagna, attraverso lettori sicuramente estesi, anche trattati di agricoltura antichi e moderni. E ricordiamo che uno dei scrittori sull'agricoltura antichi anticipa quello che scrive Palladio, che non nomina l'autore, ma sicuramente ha letto, cioè Colomelo, che dice che è bene nella villa avere una sistemazione che permette a qualcuno di passare da una parte del complesso ad un altro sotto un colonnato, sotto coperto. Questo lavoro di Palladio sulla tipologia è un indirizzo molto moderno, cioè di capire cosa ci vuole da questo tipo di edificio, cosa può offrire, cosa è stato detto, come sono le ville degli antichi, come sono le case di campagna oggi. E lui fa un bellissimo capitolo nel secondo libro proprio su tutte le funzioni della villa. Cioè, una parte importante dall'entrata del proprietario proviene dalle terre e possessioni attorno alla villa. Si può esercitarsi lì, a cavallo, a piedi. Questo fa bene alla salute. Non dici che serve la villa per la salute anche in momenti di pandemia, perché è meglio uscire da Venezia o da Padova o Vicenza, andare in campagna per non farsi contagiare. Poi offri un distacco dalle attività e preoccupazioni della città. Questo sarebbe qualcosa più importante per persone che sono uomini d'affari, gli uomini di demo che hanno le preoccupazioni sugli investimenti, eccetera, e anche per politici, i politici locali che fanno parte dei consigli di Vicenza o Padova, ma soprattutto i grandi politici che guidano e hanno loro lotte interni che guidano lo Stato veneziano. Allora, qui faccio alcuni nomi di scrittori, tra i moderni, un libro molto importante è quello di Agostino Gallo, le 10 giornate dell'agricoltura e dei piaceri della villa. E Palladio anche parla nel suo capitolo sulle ville della vita dei savi, lui dice, antichi, cioè di filosofi antichi che godevano lì di una calma per
per riflettere e pensare. E poi va oltre questo e dice che loro potevano, nelle loro ville, con i giardini, eccetera, godere di quella beata vita che si può avere qua. Questo è un'affermazione molto forte e penso che scrivendo Palladio non voleva cancellare, ma nel prossimo periodo dice che a questo punto ringrazio Dio che sono arrivato a questo punto e poi passiamo a discutere. Quindi questa ammirazione sua, anche il suo entrare nel mondo degli antichi, che vedeva sotto molti aspetti superiori al mondo contemporaneo, esce lì dicendo che la vita di Cicerone, eccetera, era una beata vita. Allora Palladio poteva conosceva di sicuro, anche perché molti dei suoi committenti avevano delle ville del 400 o più antiche ancora, casi di quell'epoca, di conoscere questi edifici, conoscere i loro punti forti e loro debolezze. Molto utile per capire le case di campagna dell'epoca in tutti i suoi aspetti sono le mappe antiche, perché ci fanno vedere non solo la casa, ma anche le corti, il brolo, i posti dove c'erano alberi, la corte più pulita, la corte dove c'erano le stalle delle mucche, eccetera. Vediamo anche nelle ville pre-palladiane tutte le parti di un bel villa insieme con gli edifici funzionali attorno. In modo schematico, questa famosa pagina di titolo di Piero Crescenzio fa vedere la casa, fa vedere il recinto del primo corti, dove si vede dove dorme il cane, c'è un'entrata certamente non di tipo classicheggianti, di un gusto del genere, e la casa che ha un po' l'aspetto di un castello e un pochettino fortificato anche per via dei rischi per chi abita in campagna, perché possono arrivare i nemici e possono arrivare dei briganti e malviventi per rubare e portare via non solo le cose che i ladri portano via, ma poi perfino cercare di portare via alberi di gelsi essenziali, preziosi, perché con loro fogli si dava da mangiare ai vacchi di seta. Notiamo anche a sinistra in alto una torre colombara e si vedono le colombe che girano attorno. Se guardiamo alla mappa invece vediamo della villa non solo l'edificio che esiste tuttora, che è difficile vedere perché c'è una specie di giungla che si è cresciuta davanti alla facciata. Il cortile pulito e poi quello più grande con le stalle e poi dietro la casa alberi di frutta, gelsi, molto importanti, il brolo. Vediamo che la sistemazione è asimmetrica,
e Palladio cerca di creare un ordine rispetto alla casa più simmetrico possibile di questi spazi funzionali attorno alla casa. Qui vediamo meglio, si vede dove c'era il brolo, ma non andiamo avanti. Poi qui in un bel dipinto attorno al 1520 che adesso è vicino a Edimburgo in Scozia, era esposto grazie al prestito da parte del conte di Linlithgow. Vediamo una casa del 400 con una piccola torre colombare a sinistra e con una grande parchessa, ovviamente, con una grande entrata dove potrebbe passare un carro. Il personaggio, vediamo solo il suo braccio, sta per fare un po' di esercizio e partire per la... Allora, la prima villa nel Vicentino, la prima villa che ha visto nel stile nuovo a casa il giovane Palladio è la villa di Gian Giorgio Trissino a Cricoli. È quasi certo che lui è autore del progetto. C'è una rassomiglianza con un'illustrazione nel libro di Serlio, che Serlio pubblicò come un progetto per la Villa Madama non eseguito. È possibile che è così. Trissino era un architetto dilettante, di una vera abilità e intelligenza, e possiamo pensare che l'idea di Palladio di avere in una casa di città o di campagna delle stanze piccole, medie, grandi, risale alla mente di Gian Giorgio Trissino, che voleva proporre all'imperatore Carlo V, per esempio, di stabilire una specie di protoeuro, di avere una moneta per tutta l'Europa, avere pesi e misure per tutta l'Europa, eccetera. Era uno che cercava di razionalizzare e sistemare le cose. Quello che vediamo a sinistra è un disegno autografo di Gian Giorgio Trissino, conservato con i suoi manoscritti autografi alla Biblioteca di Brera a Milano. È schematico, non ha perso tempo a indicare i spessori delle mura, però tutto lo schema di un palazzo, presumibilmente per rifare la sua casa al centro di Vicenza. Possiamo anche notare a sinistra le stalle, che era qualcosa ovviamente per un importante personaggio, un importante palazzo, assolutamente necessario, come avere un parcheggio oggi. Quindi la pianta della villa ha quella sistemazione simmetrico, ma anche con gli ambienti di abitazione di diverse dimensioni. Qui faccio vedere, questo confronto è stato fatto più volte, il rapporto tra la loggia al centro della facciata con un ordine ionico a Pianterreno e anche delle nicchie molto vicino a quella tavola di Serlio pubblicato nel 1540. Probabilmente Trissino conosceva di persona Serlio. L'edificio non è un nuovo edificio, era la casa fatta dal padre di Trissino, quindi una massiccia conversione, modernizzazione dell'edificio, e fa un accenno
ad un castello con le due torri, un'indicazione di Trissino che apparteneva ad una nobilissima famiglia vicentina. È molto interessante vedere che la pianta di Cricoli è stato il punto di partenza per uno dei primi villi progettati da Palladio, cioè la villa Valmarana di Vigardolo, progettato forse 1542-43, negli anni in cui è iniziato, seguendo il progetto di Giulio Romano, a Palazzo Thieni a Vicenza. Possiamo notare che le finestre sono di quel tipo che appare all'esterno del palazzo a livello del piano nobile, dove le colonne hanno sovrapposti dei blocchi di pietra di Bugnato, un'invenzione di Giulio Romano. Quindi si vedono qua già due maestri all'inizio della carriera, Gian Giorgio Trissino da una parte, Giulio Romano dall'altro, per il ancora giovane Palladio. Questo però è una villa come quello di Cricoli che si distacca totalmente di quello che c'è stato prima. E ancora di più nel caso di questa villa palladiana, in quanto c'è solo un piano principale di abitazioni, non due piani, solo un piano. Il Palladio arriva ad un progetto e qua bisogna far vedere questo meraviglioso foglio di Palladio. Arriva ai suoi progetti generando moltissime alternative per rifare un palazzo preesistente a Vicenza. Su quel foglio fa ben 20 piccole alternative, ma ogni piccolo schizzo, piccolissimi, ha le misure e indica con i due trattini o una porta o una finestra e anche con un altro segno fa vedere i cammini. E quindi quando si metteva a progettare una villa, sicuramente, non abbiamo un esempio come questo, ma sicuramente procedeva in questo modo. Quando progettava una villa, dalla villa di Valmarana di Vigardolo in poi, normalmente, e ci sono eccezioni che arrivano negli anni 40, ma normalmente si limita a solo un piano di abitazione per la famiglia. C'erano mezzanini dove forse stavano componenti della famiglia, domestici o visitatori quando arrivavano molti ospiti. Ma la formula per le ville di Palladio è questo: servizi, le cucine, luoghi per lavare lenzuola e vestiti, eccetera, al pianterreno spesso leggermente abbassato. Per vivere la famiglia dei proprietari, questo pianterreno rialzato e poi mezzanini, piccoli ambienti sopra le stanze piccole, perché nel sistema di progettazione di Palladio una stanza che a livello del pavimento è piccola è più bassa e quindi lascia spazio per un ambiente a livello superiore, mentre le stanze più grandi sono più alte. Poi, sotto il tetto,
si metteva il grano, quindi un modo di rendere più fresco d'estate per questo strato di isolamento, e quando si andava o si doveva andare d'inverno anche serviva da isolamento. Qui faccio vedere un piccolo schizzo di Palladio di una villa che non esiste più, pubblicato nei 4 libri, una villa a Mocenigo a Marocco, sulla strada principale che da Mestre porta su a Treviso. È interessante perché una dimostrazione di contatti sociali di Palladio si ritrova tra le carte di Cristoforo Solti, che faceva delle pianti anche delle frontiere dello Stato veneziano, che è andato proprio a quel posto per fare una pianta per una richiesta di utilizzare acqua da parte dei proprietari della villa, di utilizzare acqua per i campi loro. E chiaramente il Solti ha detto a Palladio: ma come sarà questa villa? E lì per lì Palladio ha disegnato. Quindi si vede nello schizzo cose essenziali nella villa per Palladio, indica le stanze di abitazione, dove sono le scale, in mezzo dividendo la sala dalla loggia, un po' come la Villa Cornaro che esiste tuttora, e poi questi grossi tini, probabilmente per il vino. Le note sulle dimensioni farebbe parte forse un risultato dei rilievi di Solti sul posto. Era interessante e Solti ha conservato. Facendo un progetto sulla carta, ovviamente c'è un dialogo tra la planimetria che si decide di avere e l'alzato. Questo è particolarmente interessante nella Villa Pojana, dove abbiamo la planimetria di Palladio in basso e abbiamo anche un alzato. E si vede subito che l'alzato è diverso dalla facciata realizzata. E rispondi esattamente alla pianta, con 2 colonne che rispetto alla massa della facciata sembrano veramente troppo sottili, e l'effetto anche delle finestre piccole e poi le finestre grandi è un po' goffo, un po' imperfetto. E guardando la facciata vediamo che tutto è a posto. Invece delle piccole colonnine ci sono dei pilastri che sono nello spirito della massa dell'edificio. E Palladio sarebbe rimasto insoddisfatto dalla facciata, e quello che fa è di allargare la loggia e fare la sala non in forma di T come lì, ma come un semplice forma rettangolare. Quindi anche immaginando come sarebbe la sua
suo edificio seguendo la pianta, decide bisogna cambiare la pianta. Non sappiamo, il Palladio sempre comincia con la pianta, ma un foglio come quello che abbiamo visto dei 20 palazzi indicherebbe che comincia con disegnando la pianta. Ovviamente quando disegnava una pianta nella sua testa immaginava anche l'alzato, però le verifiche bisogna fare qualche volta, portano a cambiamenti. Io confronto qui la pianta eseguito in modo molto accurato della Villa Valmarana di Vigardolo con una villa, probabilmente la prima villa, la Villa Chiericati di Vancimuglio, dove Palladio propone un pronao come un tempio antico. Anche in questa versione del progetto dà più plasticità, rende più antico, tra virgolette, l'interno con le grosse nicchie e una grande volta a crociera in quel spazio sopra la sala. Possiamo vedere una planimetria molto più semplice, non possiamo nemmeno essere certi che è per la Villa Chiericati, ma è probabile che appare sul retro di quel foglio. Quindi forse qualcuno ha detto, ma come si potrebbe fare, anche il committente stesso, come si potrebbe fare spendendo meno? E lui disegna quello, ma non sappiamo perché è stato disegnato. Ecco la villa di Vancimuglio, un edificio, un bel edificio, mai compiuto secondo il progetto che vediamo nel disegno, molto importanti storicamente, ma in condizioni veramente cattive che fanno un po' paura, perché se potete osservare l'estrema sinistra della facciata, vedi che una crepa comincia in alto e va giù per tutto l'edificio, in modo che un bel giorno tutto il muro a sinistra potrebbe crollare. Abbiamo anche su un altro foglio delle schizzi che sembrano di essere in rapporto alla Villa Chiericati. Non possiamo essere assolutamente sicuri, e da notare che quello che vediamo in alto a destra è di una villa ben più grande, mentre sono più semplici, più in scala con quello che è stato costruito. E forse quello a destra lì sarebbe troppo costoso per il committente, ma gli architetti anche propongono delle cose che sanno non saranno accorti. Qui siamo alla Villa Arnaldi. Scusate che la villa è scritta in quel strano modo, ma, di Meledo Alto. E sulla collina, sopra Meledo, bisogna salire dalla strada maestra per arrivare a questo edificio. È un edificio molto affascinante in sé, ma soprattutto per la documentazione che esiste in rapporto a questo edificio. Non è, come si può anche indovinare guardando la struttura esistente, non è un edificio fatto ex novo seguendo un progetto palladiano. È una modernizzazione di una casa più antica,
non portato a termine, però come era portato a termine il lavoro di Trissino agricoli. La documentazione è assolutamente, scusate, straordinario, in quanto abbiamo un elenco, penso, di 47 domande che il committente fa a Palladio su come fare. Queste domande sono su cose semplici, cioè bisogna lasciare il cesso dove è nella camera principale o mettere una parte separata. A questioni di orientamento della barchessa principale. Scusate. E poi il committente, che è un stretto amico di Palladio, dice che dalla parte verso valle sarebbe bello avere una torre colombara nel bel mezzo del cortivo. E faccio vedere da Google Earth una visione dall'alto del complesso. Nella parte bassa è la vecchia casa e la barchessa principale che c'era in quell'epoca è a sinistra, molto inclinato rispetto ad un angolo di 90 gradi. In fondo, dove la collina comincia a scendere in modo ripido, voleva fare la torre colombara. E poi scrivi che sarebbe bene avere una bella vista dalla casa. Allora non si può avere la torre e la bella vista. E Palladio ha fatto un disegno rapido di tutto il complesso e con una certa energia ha cancellato la torre che avevo disegnato, dicendo al committente: ma vedi che tu non puoi avere quella torre, quella veduta sulla campagna. Il committente anche pone questioni interessanti, il tipo di problema che è assolutamente chiave nel pianificare una villa con i suoi barchessi, eccetera. Dicendo: è il caso di lasciare la grandezza o barchessa dove è, o di spostarlo in modo che incontra la linea della facciata della casa con un angolo di 90 gradi. E le domande sicuramente Arnaldi poneva a voce a Palladio. Non abbiamo la registrazione come suono delle sue risposte, ma abbiamo le risposte nei schizzi e vediamo che la barchessa Palladio gira, diciamo, in modo che è sistemato in modo regolare, non arbitrario, diciamo, rispetto alla casa. Aggiungi anche un colonnato, ma non necessariamente una barchessa dall'altra parte che non c'era. Questo è interessante, un conflitto tra la bellezza formale e anche funzionalità, perché tutti i trattatisti, anche Palladio, dicono che bisogna esporre le barchesse verso sud o ovest per tenere asciutto il fieno, perché se no rimane bagnato, c'è fermentazione e può succedere anche un incendio. Quindi questo è una tipica scelta tra funzionalità e bellezza, e Palladio nel disegno almeno sceglie la bellezza, ma hanno alla fine lasciato la barchessa dove
dove è. Allora, il tempo passa e vorrei finire molto, molto rapidamente ora e facendo un accenno alla importazione nei progetti di Palladio di idee venuti dalla sua osservazione a Roma delle opere antiche. Quindi la Villa Badoer con i colonnati ricurvi è probabilmente ispirato dalla ricostruzione fatta di Palladio del foro di Augusto. C'è questa parte ricurva che vediamo lì a sinistra. Palladio potrebbe anche immaginare lì un colonnato. Poi la Villa Rotonda che ha degli elementi in comune con le ricostruzioni dell'epoca del mausoleo di Halicarnasso. Quindi torneremo per chiudere alla Villa del Caempenta, quindi un grandissimo edificio. Ci vorrebbe poco per rendere l'aspetto di quell'edificio come quello di un enorme palazzo di città. Palladio, attraverso i suoi studi, attraverso la considerazione di come andavano usati le ville di campagna, propone una forma di edificio totalmente diverso, meno alto, con l'eccezione poi delle ville dei veneziani, che dovevano probabilmente più delle ville dei vicentini ospitare dei personaggi importanti, ci volevano più camere, più letti. E le ville palladiane assumono un aspetto, sono un altro tipo di edificio, radicalmente diverso. Allo stesso tempo, Palladio cerca al massimo, a Pojana e altre ville, di fare un'impressione di un complesso bello, con la casa principale, con i colonnati delle barchesse, in modo che invece di avere una villa composta da più elementi sparsi di qua e di là, c'è questo bel complesso totalmente diverso dai palazzi di città. Grazie.